Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parlerò di un progetto che anni fa il Degar del vostro Marietto Veneziano aveva iniziato a buttare le basi, visto anche che avevamo visto arrivare questo momento importante che sta in un certo senso facendo vibrare in modo anomalo tutto l'Occidente. Il De Garda e il vostro Marietto Veneziano avevano già incominciato a pensare a qualcosina. Però prima di iniziare a parlarvi di questo progettino, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale Il De Garda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, ed anche lunedì sera teniamo un percorso esoterico alle 20:30 su Telegram, e la cosa è per tutti, è gratuita, e chi vuol venire può venire naturalmente gratuitamente. Poi chiaramente se vi scappa anche un like con il vostro pollicino o pollicione sul vostro cellulare, la cosa è benvenuta, ci fa sempre piacere, e mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, è una spintarella anche sull'iscriviti. Bene cari amici, iniziamo un po' a parlare di questo progetto. Allora, questo progetto è nato, se devo dire come stanno le cose, più o meno quando avevo 5 anni, cioè circa 50 anni fa, quando è venuto il capitano degli Alpini di Torino a spiegarmi che nella vita, anche se ero sul trottinette e il trattorino con i 3 pedali, a spiegarmi che avrei avuto PayPal, avrei avuto una determinata linea telefonica, avrei avuto qualcuno che mi avrebbe aiutato e saremmo andati avanti nella vita. Insomma, mi aveva spiegato un po' il panorama dei miei prossimi 90 anni, no? E mi ricordo che i miei nemici, che ne avevo già abbondantemente anche a 5 anni, mi venivano a chiedere cosa mi aveva detto il capitano delle Alpini di Torino, e mi ricordo che gli parlavo di questo PayPal. Io pensavo che era una palla di cuoio che il mio vicino di casa teneva in casa. E ci giocavamo ogni tanto, però visto che abitavo lungo una scalinata di 175 scalini, era pericoloso che io stessi in porta, perché quando segnava voleva dire correre dietro la palla che si faceva giù 175 scalini. Però al di là di questo avevo sempre 5 anni, e alla fine dopo 40 anni, 45 anni, ho capito cos'era PayPal. Ma cos'è questo progetto che il De Garda e il Marietto Veneziano da qualche anno accarezzano? È quello di creare una comunità virtuale, in un certo senso, perché voglio dirvi una cosa, il popolo cabalista è proprio uno Stato come l'Italia, la Svizzera, la Germania o gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e la Svizzera sono confederazioni, ma è uno Stato come potrebbe essere uno Stato, l'Austria, la Francia e così via, no? È proprio uno Stato, e i cabalisti, quando vivono in un altro Stato, acquisiscono sì il passaporto di quello Stato, ma loro vivono in uno Stato spirituale, e vivono anche nel mondo a venire. Però ci sono cabalisti che sono a metà del guado, cioè sono anime non perse, ma sono anime che sono rimaste ancora alla ricerca della propria via di ritorno. Allora il De Garda e il vostro Marietto Veneziano a questo punto avevano pensato di ricostruire una scalinata spirituale virtuale che aiutasse tutti con dei percorsi esoterici a ritornare a casa, alla Reshmot praticamente. E in futuro molto probabilmente apriremo questo, come si suol dire, questo non si può dire gruppo, ma si può definire più che altro come, sì, gruppo si potrebbe dire, questo gruppo che sarà in un certo senso con noi, no? Noi faremo periodicamente delle cerimonie di alta magia operativa, in modo da creare questa come si dice, protezione invisibile a chi farà parte di questo gruppo. Chiaramente questo gruppo, per poterci entrare, non è gratuito, ci saranno anche dei costi da sostenere, ma questi costi da sostenere sono praticamente quelli che ci permetteranno di tenere attiva tutta questa struttura virtuale e spirituale, in un certo senso. Non ha niente di speculativo, è solo una forma per poter riuscire a resistere ai prossimi scossoni che, come vi ho spiegato, dureranno fino al 2026-2029. Poi un'altra cosa, non tutti sono invitati, chiaramente, bisogna chiaramente avere una certa qualità animica, quindi è inutile che qualcuno che
ha anche le potenzialità economiche, bussi alla porta per il semplice fatto che bisogna proprio vedere la qualità dell'anima, cioè è inutile che se uno non è cabalista venga a bussare solamente perché ha il portafoglio a fisarmonica. Ai cabalisti questa cosa qui non interessa. Quindi questo è solamente un primo progetto che Hildegard e Marietta Veneziano avevano già pensato anni fa. Anni fa avevamo appunto messo sul tappeto questa idea, visto i tempi che stanno arrivando. E quindi chi farà parte di questo progetto non dovrà per niente cambiare stile di vita, avrà sempre la sua vita tranquilla, solamente che farà parte di questa piccola fortezza spirituale che nessuno vedrà, ma che ci sarà costantemente. Questo chiaramente sta a indicare che sia la Hildegard che il vostro Marietto Veneziano periodicamente attiveranno delle cerimonie propiziatorie e difensive per quelli che faranno parte di questa comunità. Ecco, direi comunità, non oso dire come si suol dire spirituale, ma questa comunità di esoteristi. Quindi sarà quasi una catena magica, ma orientata verso alla Kabbalah. Bene, cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi ha detto questo piccolo progetto che non è che sta per partire, ma che stiamo accarezzando come idea e lo vogliamo, come si suol dire, far sapere a quelle anime che si sentono cabalisti e vogliono in un certo senso approcciarsi a questo discorso. Bene, cari amici, il vostro Marietto finito. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. E al lunedì, mi raccomando, alle 20:30 su Telegram, Hildegard e il vostro Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito. E mercoledì sera alle 20:30 il vostro Marietto tiene una live col pendolino, risposte gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!